Buongiorno a tutti ragazzi, un nuovo, oggetto interstellare sarebbe passando il nostro sistema solare. In effetti si tratterebbe, come se vi ricordate, il famoso Oumuamua, anzi vicino all'universo nostro, diciamo sopra la Terra, e se ne andò via tutti quanti a dire che sto Oumuamua, che era una cosa aliena che viaggiava nello spazio. Adesso ci sta un altro che sta arrivando. In effetti un astronomo amatoriale il 30 di agosto ha rilevato tramite il suo osservatorio personale la presenza di questo corpo celeste sconosciuto, che secondo lui potrebbe essere tipo come Oumuamua, cioè quell'oggetto interstellare che è passato nel nostro universo. L'oggetto è una sigla, in effetti GB 00234, è entrato nel nostro sistema solare. In effetti questo qua era un astronomo amatoriale, quindi ha mandato tutti i dati giustamente a chi di competenza, agli astronomi professionisti, e hanno trovato che è realmente vero che sta attraversando il nostro universo. I scienziati invece l'hanno chiamato con la sigla C 2019 Q4, quindi si tratta forse di una cometa tipo come Oumuamua che passò nel nostro universo. Qualcuno giustamente dice qualcosa di alieno, qualcuno dice di no. In effetti non si sa, arriva dallo spazio profondo, quindi non si sa che cosa sia, almeno per il momento. Diciamo che la sua traiettoria è iperbolica, quindi secondo loro entrano ed escono nel sistema solare proprio come Oumuamua. Quindi diciamo che solo queste qua sono le notizie che si hanno per il momento, perché stanno facendo un'accurata ricerca su questo strano corpo celeste. Quindi chi dice che sia un asteroide, chi un esocometa, chi una cometa, però ancora nulla di concreto in effetti. Quindi devono studiare meglio per capire cosa sia. Quindi la scoperta dell'astronomo amatoriale in effetti è verissima, e poi è passata giustamente a chi di competenza. Non si sa che cosa sia, perché anche arriva da dietro al sole, quindi in effetti l'osservazione è un po' difficile. Ciao, grazie Antonio, sì, sì. Diciamo che questa è una cosa strana, in effetti esocometa, cometa, non si sa. L'hanno chiamato oggetto circolare interstellare. Già il fatto che sia circolare, bah, subito pensiamo che sia un UFO. Mentre Oumuamua era tipo un sigaro lungo, come vi ricordate là. Quindi diciamo che ancora non stanno approfondendo la situazione. In effetti non sanno neanche loro che cosa sia. Loro dicono oggetto interstellare, ma è scoperto dopo l'asteroide Oumuamua, come si dice, sto nome strano. Io voglio sapere come l'hanno fatto a chiamare Oumuamua. Bah, vabbè, comunque si chiama così. E ad averlo scoperto l'astronomo Gennady Borisov. Quindi diciamo che l'astronomo dilettante è questo qui. Poi adesso se ne sta occupando NASA, ESA, come al solito, che è giusto che sia. Quindi hanno preso già loro la palla in mano, come dico io. Quindi possiamo stare sicuri che non sapremo nulla più. Quindi speriamo che, come sempre, questi astronomi dilettanti che si divertono, anzi per passione lo fanno, come vedete a volte vedono cose che la NASA e la ESA, che hanno strumenti potentissimi, non vedono. L'ha visto uno che è vero, sì, è amatoriale, però
vuoi mettere uno che ha una strumentazione amatoriale e uno che ha un mostro di telescopio. E comunque l'ha trovato uno che ha un giocattolo, diciamo così. Quindi, come vedete, meno male che i complottisti come sempre ci sono, quindi ci sta chi non si fida e scruta il cielo da solo. Vabbè ragazzi, in caso di qualche altra notizia su questo oggetto interstellare in arrivo che sta transitando nel nostro sistema solare, vi farò sapere qualcosa di più. In effetti questa qui è stato fatto l'11 di settembre, quindi ragazzi oggi quando ne abbiamo 13, quindi 2 giorni fa, quindi è proprio una notizia freschissima. Quindi mentre non fanno gli studi, non fanno una cosa e una parola, chissà quando sapremo qualche cosa in più. Comunque, se saprò di più ragazzi, io provo a fare qualche ricerca sulla NASA, sulla ESA, un po' da questi siti qua, vediamo che riesco a capire di questo oggetto interstellare. Speriamo bene che non sia qualche UFO, qualche cosa in arrivo, solo questo ci manca e poi stiamo a posto. Va bene ragazzi, vi auguro buona giornata, ci sentiamo più tardi, ciao a tutti.